Ed ora ci spostiamo a Castelfranco, dove sta per essere aperto il pronto soccorso del nuovo ospedale. L'ora zero per il trasferimento del pronto soccorso di Castelfranco all'interno della nuova piastra di emergenza del nosocomio scatterà finalmente il 19 aprile. Il sabato è un momento molto importante in cui ci sarà in una fase che più o meno si aggirerà tra le 6 e le 10 di mattina, una fase diciamo di transizione in cui di fatto opererà il nuovo pronto soccorso che comincerà ovviamente dopo le 6 del mattino e il vecchio pronto soccorso che continuerà a gestire i pazienti che sono arrivati praticamente fino alle 6 e quindi durante la notte. Diciamo che verso le 10, 10 e mezza di fatto probabilmente tutta l'attività nella parte vecchia si concluderà e quindi sarà attivo e verranno trasportati eventualmente solo quei pazienti che avranno necessità di essere posizionati o in terapia intensiva o in osservazione breve, verrà ovviamente tutto trasferito quindi nel nuovo. La nuova sede sarà suddivisa in 4 aree, una di queste è la cosiddetta area di accettazione. Questo personale permette di iniziare subito il percorso del paziente che una volta arrivato in pronto soccorso viene valutato per decidere la gravità e avviato nella zona per pazienti critici che noi chiamiamo area rossa oppure nella zona di attesa per pazienti con minor rischio di criticità che chiamiamo area verde. Un'area di osservazione breve invece sarà destinata a perfezionare la valutazione. 2 ore più tardi del pronto soccorso inizierà il trasferimento anche dell'unità operativa di cardiologia. Fino al completamento del trasferimento i pazienti critici verranno accolti nella terapia intensiva della rianimazione. È previsto per il 15 giugno invece l'apertura di nuovi ambulatori del servizio cardiologico.